Marinella Mantovani per l'apertura di un nuovo centro sollievo. Cos'è il centro sollievo e cosa rappresenta per la vostra associazione e soprattutto per lei? Il centro sollievo è un luogo di cura dove la relazione la fa da padrone. Noi abbiamo dei professionisti, abbiamo dei volontari, una volta alla settimana nei vari comuni, e questo venerdì siamo in apertura a Portoviro, teniamo le persone che hanno un decadimento cognitivo. È un luogo dove cerchiamo di creare un clima familiare, dove si fanno attività di stimolazione cognitiva, attività ludiche, attività motorie, dove si sta soprattutto assieme, perché arrivati a un certo punto della malattia, quello che più conta non è la cura, che non esiste come cura farmacologica, ma è lo stare assieme. E noi cerchiamo di dare socialità e sollievo alle famiglie. Questo è il quarto? Il sesto. Il sesto. Siamo partiti nel 2017 con Ariano, poi Portofolle, poi Rosolina, Taglio di Po, Adria, e oggi inauguriamo Portoviro. Io ringrazio la Marinella perché sta facendo un lavoro immenso, immane. Quindi grazie a tutti voi che siete qua, anche se siete di Rosolina, di Portotolle, non ha importanza, anche perché abbiamo intenzione di fare un comune grande del Delta, che dobbiamo crescere, diventare grandi, siamo tutti nella stessa barca e dobbiamo unirci, però grazie all'aiuto, soprattutto ai volontari che si prestano a questo lavoro, che è una mission, non è un lavoro, e quindi è una pazienza enorme. Quindi grazie a tutti i volontari, grazie a Marinella, grazie al Centro Sollievo e benvenuti a Portoviro. Chiediamo la benedizione Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. E buon lavoro. Grazie.